ricordiamo questa sera il dolore di tutte le persone che vivono questo dramma in modo vicinissimo e quindi in modo più profondo di qualunque altra persona. In prima fila, insieme, uniti nel dolore, i familiari di Eleonora e Roberta pregano e ascoltano le parole di Monsignor Fausto Bonini nel Duomo di Mestre, una messa per ricordare e per dire mai più. Con loro non solo parenti e amici, ma anche gente comune, perché ciò che è successo lo scorso anno nessuno l'ha potuto dimenticare. Roberta Vanin aveva 43 anni ed era felice nel suo negozio di erboristeria, pronta a rifarsi una vita dopo una lunga relazione finita. Eleonora di anni ne aveva appena 16, tutta un'esistenza da vivere, sogni e desideri di una bella adolescente. Non si conoscevano e non potevano sapere che il loro destino sarebbe stato identico. Vittime delle follie degli uomini, di che doveva amarle e le ha invece uccise. 2 tragedie in 5 giorni a pochi chilometri di distanza. Roberta Vanin massacrata nel suo negozio con 60 coltellate dall'ex convivente Andrea Donaglio. Eleonora Noventa uccisa con 4 colpi di pistola dall'ex fidanzato Fabio Riccato, che poi si tolse la vita con un altro proiettile. Non sopportavano di perdere le loro donne, non sopportavano di perdere ciò che ritenevano proprio. Non considerare gli altri oggetti nostri, ma soggetti, persone che hanno bisogno e che vogliono essere accolte con amore da parte nostra. Questo è il sentimento che ognuno di noi deve coltivare dentro di sé. Un anno dopo le cose non sembrano cambiate, decine e decine di denunce per maltrattamenti arrivate al centro donna del comune. Dall'altare del Duomo riecheggia il monito, mai più vittime come Eleonora e Roberta. Una condanna severa e decisa nei confronti di qualsiasi tipo di violenza, soprattutto di questo tipo di violenza che stiamo ricordando.